E allora è faticoso? Sì, dopo un po' fa male alla schiena. Qui stiamo utilizzando semplicemente la forbice come si faceva una volta. All'antica. All'antica. Tu naturalmente lo sai fare sia con la forbice all'antica ma anche con le macchinette. Con la macchinetta. Con la macchinetta tutto è più facile, vero? Eh sì, è sempre più facile con la macchinetta. Quante pecore riesci a tosare in un giorno? Dipende da se sono sporche, pulite. In genere riesco a farne pure 50, 40, tutte di seguito. Certe volte invece faccio 20, 15, dipende. Facci vedere come si fa. Si inizia dalla coscia destra per poi finire qua sopra la coda e poi si inizia la coscia sinistra. Piano piano. Appena si arriva all'altezza della pancia si può iniziare a fare orizzontalmente. La lana si riempie di forasacchi, batteri, zecche che poi faranno ovviamente del male all'animale. Poi soprattutto è un cambio pelo, diciamo, per i periodi estivi dove c'è molto caldo e loro soffrono di meno il caldo così. Non si fa male la pecora mentre si tosa? No, è come quando noi ci tagliamo i capelli. Siamo nel cuore delle Madonie, siamo a Geraci Siculo, uno dei comuni del circuito turistico Bella Sicilia. Ecco, lì c'è una pecora appena tosata che sta ritornando nei pascoli. Andiamo a vedere da vicino. Eccola lì. E questo è un marcato, uno dei luoghi adibiti proprio alla lavorazione del latte. Buongiorno, ma cosa state preparando qui? Stiamo preparando pure del tutto. Quindi tra poco si mangia. Tra poco si mangia. Oggi è un giorno di festa, possiamo dire. Oggi è un giorno di festa. Si ricordano anche i momenti antichi, perché una volta si veniva spesso. Sì, si ricorda. Lei si ricorda quando veniva da piccola? Sì, sì. Era un momento di gioia da trascorrere con la famiglia, vero? Sì. Antonello, buongiorno. Buongiorno Daniele, Ma cosa stiamo preparando qui? un piccolo antipastino. Quindi oggi si Questo mangia è- qui. Oggi mangiamo qui, facciamo la tosatura 2024. Un momento di festa. Momento di festa per noi, sì. Quindi tanta fatica ma anche tanta Anche gioia. tanta gioia, sì, tanta festa. Stiamo cucinando la capra a sugo. E da stamattina alle 5:30 che cuociamo questa capra. Visto? Ed è quasi pronta. Quasi pronto. Faremo oggi rigatoni a sugo di capra e per secondo capra a sugo. Tutto Questo qui. è il menù tradizionale da una vita che facciamo noi pastori qua a Cicchissè, al marcato di Cicchissè. Siamo a 1400 metri. d'altezza. 1400 metri di altezza, sì. Dal giorno della transumanza saliamo qua sopra e poi discendiamo quando c'è il maltempo, quando nevica. Quindi verso novembre. Magari di più. E allora tra poco ci vediamo per gustare questi piatti. Guarda, qua ci sono pure i pomodori. Pomodori secchi, essiccati nostri e fatti già marinati. Quindi vita genuina, cibo genuino qui a Genuina, Geraci chilometro Siculo. zero, tutto a chilometro zero. Allora andiamo a vedere come procede la tosatura. Intanto c'è chi è arrivato qui in questi luoghi anche con la bici. Buongiorno! Ma voi siete arrivati qui con la bici? Siamo arrivati adesso con la bici, sì. Ma da dove siete partiti? Noi siamo partiti da Gangi. Abbiamo fatto tutti i sentieri qua a salire e siamo arrivati. Questa bella discesa. Ora dobbiamo fare la discesa, che altro è tanto bello da fare. Ma da dove venite? Allora, noi siamo di Gangi, io sono Gaetano Sottile, il presidente dell'SD Francesco Scire
un'associazione nata nel 2016 per promuovere il ciclismo nel nostro territorio. E la nostra associazione appunto è formata da diversi settori, quindi alcuni ragazzi fanno agonismo, alcuni cicloturismo e diciamo questo è il nostro habitat naturale dove ci divertiamo a passeggiare. Andare con la bici in questi posti qui nel cuore delle Madonie certamente vi provoca delle emozioni particolari, un po' di fatica pedalando per le salite, però poi Però molto soddisfacente, alla fine è molto E soddisfacente. con questo caldo ancora di più comunque. Oggi c'è un po', cioè, rispetto agli altri giorni c'è ancora più caldo, quindi nelle salite si soffre particolarmente in questo periodo, però le domeniche passano, cioè c'è un altro entusiasmo, ecco. buon proseguimento. Ciao. Grazie. Allora amici, lì si continua a tosare, fateci sapere da dove ci state guardando. Noi siamo nelle Madonie, siamo a Geraci Siculo e questa è la tosatura qui in questo marcato dove tra poco gusteremo anche alcuni prodotti speciali.